Sono stati anni dolorosi, intanto mi serviva stamattina parlare con voi perché dopo 2 anni di silenzio opportuni, perché quando si attivano giudizi di questo tipo bisogna far parlare le sedi istituzionali che sono appropriate. Una volta chiusi questi giudizi è bene invece raccontarlo ai cittadini, quelli che si è amministrati nel passato e quelli che amministri, perché abbiano contezza della correttezza dei comportamenti e invece di quello che per altro verso è stato il tentativo di manipolare in maniera proprio volgare, gratuita, per quelle che sono poi gli esiti, per come sono gli esiti di quelle sentenze, per come è le motivazioni di quelle sentenze, veramente delle ricostruzioni assolutamente gratuite che servono a mascherare le carenze, le proprie carenze rispetto alla necessità di fare chiarezza. Allora questo lo volevo dire come premessa. Dopodiché sono giudizi che mi hanno certamente addolorato, perché fin dal primo momento, una volta ricostruite le carte, avevo capito che intanto non era un problema che mi riguardava direttamente, essendo, come è noto, giuridicamente distinta la competenza gestionale da quella di indirizzo e controllo che si attiene a giunte o ai sindaci. E però mi ha consentito di poter dire intanto che i dirigenti finanziari di quel tempo, il dottore Rizzo prima e Alesci, hanno operato correttamente secondo i principi contabili vigenti alle date in cui hanno redatto quei bilanci, e questo fanno onore soprattutto a loro e mi piace citarli. Per altro verso per me c'è un elemento di dolore sicuramente, cioè un attacco che è nato nel 2015 con la scelta di candidarsi a sindaco di Agrigento e di cose ne sono accadute, tanti procedimenti che sono stati aperti, indagini andate via in un caso per 3 anni, poi chiuse, archiviate. Questa vicenda contabile qui, con la speculazione politica che ne è nata, perché si è partiti a porto empedocle con chi le ha pronunciate e promosse, ma in realtà su queste si sono innestate tanti, maggiorenti politici nella città di Agrigento che da tutto questo ci hanno lavorato, marciato, come si suol dire, nel tentativo di screditare il sindaco e di lavorare per ipotesi che erano loro di tesaurizzazione di questi attacchi. Queste vicende queste sentenze sgomberano il campo in maniera sonora. Il tutto si è verificato in una condizione, come vi dicevo un momento fa, in cui personalmente ne sono rimasto sicuramente addolorato, quando sai di non aver agito scorrettamente ma di aver agito correttamente, quando sai di aver speso te stesso per ottenere risultati nella città in cui all'epoca governavo, e sono risultati che rivendico per intero, tutti per intero, e in quella in cui lavori 12 ore al giorno, evidentemente questo ti crea danno. Ti crea danno perché poi dal punto di vista personale, anch'io sono una persona, non sono uno che è fatto di pietra, ho anche i miei sentimenti. Quando poi vengono invocate le sentenze perché tu sia condannato e nelle stesse ore hai magari delle vicende familiari che ti colpiscono profondamente, eccetera, sono vicende che io non auguro al peggiore dei miei nemici, e come vi ho detto non le auguro certamente neppure a quelli che le hanno provocate. Si chiude qui questa vicenda dolorosa. Se ci saranno altri strascichi dal punto di vista di azioni che mi riguarderanno nei confronti di chi le ha provocate, ci saranno gli avvocati, ci saranno altre sedi. Intanto dal punto di vista mio personale, umano e soprattutto della chiarezza nei confronti della città, quella che amministrai e quella che amministra, per me era necessario farlo oggi. Il silenzio che ho tenuto per questi anni, nonostante in tanti mi tiravano per la giacca, ma non è possibile che non rispondi. No, è possibilissimo che non rispondo. So quanto mi costa non rispondere, quali mal di pancia, quale travaglio ho avuto io personalmente, gli altri che hanno condiviso qui questa esperienza amministrativa con me, i miei familiari, però quando hai delle responsabilità istituzionali ti devi muovere secondo quelle che sono le regole istituzionali.